fuochi d'artificio in Piazza della Pace hanno ufficialmente chiuso a Favara i festeggiamenti in onore della Madonna dell'Itria. Partecipata alla processione del simulacro della Vergine custodita nel santuario a lei dedicato. Quest'anno la comunità parrocchiale del popoloso quartiere ha deciso di svolgere i festeggiamenti nell'ultima settimana di aprile, posticipando quindi il tradizionale appuntamento della processione per evitare che la ricorrenza coincidesse con gli altri periodi di festa. I festeggiamenti iniziati lunedì scorso hanno coinvolto l'intero quartiere. Agli appuntamenti liturgici si sono aggiunte diverse attività collaterali. Tra queste ricordiamo anche la seconda edizione del torneo di calcetto Itria Cup. Oltre 600 persone hanno assistito ieri in Piazza Itria alla Santa Messa, che ha anticipato la processione. Ad animare la celebrazione eucaristica è stata la corale Gerusalemme diretta dal maestro Salvatore Lentini. Ad accompagnare il simulacro in processione invece le note della banda musicale Giuseppe Lentini di Favara. Anche quest'anno la Madonna dell'Itria è stata portata in processione e a partire dall'anno scorso abbiamo cambiato l'itinerario della processione, abbiamo cercato di dare più valore al popolo che abita nella zona dell'Itria, perché ormai la zona è abbastanza popolosa e quindi è giusto che la Madonna benedica coloro che vivono nella parrocchia. Certamente, essendo il nostro un santuario di tutta la città, la Madonna uscendo benedice tutta la città, anche coloro i quali abitano nelle zone dove la Madonna non passa. È stata una partecipazione forte quella del popolo, intensa, una messa dove non c'erano più posti, immaginate più di 600 sedie e tanta gente è rimasta in piedi. Tantissima gente ha partecipato anche alla processione, veramente nonostante sia stata fatta nell'ultima domenica di aprile, proprio per evitare che poi coincidesse con altre feste durante il mese di maggio, la gente ha partecipato in massa, segno questo di grande amore e devozione alla Vergine Maria,